È l'Assemblea regionale del Veneto che vogliamo, riunita a Villa Lattes a Vicenza, a salutare la candidatura ufficiale a presidente della regione del vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni. Incassato l'appoggio del Partito Democratico, Lorenzoni si presenta così. Mi chiami vice sindaco, sì, c'è stato un cambio di passo ieri sera. E devo dire che il Partito Democratico ha dimostrato una grande responsabilità, una grande fiducia e io credo che stiamo mettendo le basi di una proposta molto bella. E quindi inizia un percorso di dialogo, un percorso di condivisione di un progetto che io credo possa portare qualcosa di interessante per la regione del Veneto. Un movimento civico dal basso, il Veneto che vogliamo, che arriva da lontano e nasce sulla scorta di progetti amministrativi come quello realizzato a Padova o Rovigo. Noi siamo partiti parecchio tempo fa, quindi a luglio dell'anno scorso, costruendo il Veneto che vogliamo in tutte le province con un metodo partecipato di coinvolgimento dei territori e soprattutto di quelle persone che della politica non volevano più saperne. E a Vicenza arrivano parecchi amministratori come il sindaco di Rovigo Gaffeo, che con i primi cittadini di Padova e Belluno aveva diffuso un appello al centro-sinistra per una candidatura civica. Adesso si tratterà di lavorare pancia a terra, sappiamo perfettamente che è una partita complicatissima, questo non è inutile nasconderselo, però sono convinto che saremo in grado di fare un ottimo lavoro cercando di fare una proposta alla comunità del Veneto che parli alla testa delle persone, non alla pancia, che sia in grado di smarcare i temi veri. Si parte dal programma, spiega Lorenzoni, guardando i tavoli di lavoro che ancora sono all'opera su sanità, ambiente, mobilità e innovazione tecnologica. E dobbiamo riportare al centro i bisogni dei cittadini veneti e dobbiamo costruire una proposta concreta, pragmatica, ma vicina alle sensibilità delle persone. Lunedì l'ufficializzazione del sostegno ad Arturo Lorenzoni di PD e Verdi. Le porte restano aperte. Spero che le anime si allarghino e che riusciamo a condividere questa proposta con una varietà di parti, di politiche e quindi ovviamente la proposta è aperta.